Settimana della legalità ad Agrigento nel nome di Rosario Livatino. Con la piazza Dominzoni blindata per la presenza di Rosi Bindi, presidente della Commissione Nazionale Antimafia, si è tenuto nell'aula magna del seminario arcivescovile il convegno Giustizia e Misericordia nella testimonianza cristiana e professionale del servo di Dio Rosario Angelo Livatino. Il convegno è un'iniziativa dell'Associazione Amici del Giudice Rosario Livatino, promossa nell'ambito della Settimana della Legalità, che si concluderà dopodomani 3 ottobre, nel giorno in cui ricorre il 64° anniversario della nascita di Rosario Livatino. A moderare gli interventi è stato Davide Pati di Libera, responsabile del settore beni confiscati. A concludere i lavori del convegno l'arcivescovo di Agrigento, cardinale Francesco Montenegro. Giustizia e misericordia nell'anno appunto della misericordia nel nome di Rosario Livatino. Beh, giustizia e misericordia non sono due realtà separate, quasi che si oppongano, no, perché la misericordia è riconoscere ciò che manca all'altro e ciò di cui l'altro può aver bisogno. Allora diventa un dovere di giustizia non far mancare all'altro quello che gli necessita. E poi Livatino è una figura straordinaria, lo diceva anche ieri alla festa della polizia, è stato un uomo che è stato capace nel palazzo di giustizia di guardare tutto con gli occhi della misericordia e del Vangelo, per cui abbiamo bisogno, guardando Dio il giusto e il buono, di imparare anche noi di praticare la giustizia per vivere la misericordia. Ancora un'iniziativa per ricordare Rosario Livatino da parte vostra? Sì, la nostra associazione Amici del Giudice Rosario Livatino a Canicattì da anni si occupa di mantenere viva la memoria e il ricordo del Giudice Livatino anche attraverso iniziative, convegni insomma, di vario tipo. Ogni anno organizziamo la Settimana della Legalità a Canicattì soprattutto con varie iniziative. Quest'anno in piena collaborazione con il Comune è stato presentato un documentario tra l'altro molto interessante creato dal Davide Lorenzano, un giovane regista di origini canicattinesi, e oggi diamo il nostro contributo anche a questa iniziativa qui ad Agrigento. Ecco, Settimana della Legalità a 64 anni dalla nascita di Rosario Livatino. Sì, per noi Rosario deve essere un esempio non astratto, ecco, di giudice, martire per la mafia. A noi interessa soprattutto come spunto per trovare ogni volta, ogni anno, dei motivi concreti di esempio nella vita reale di tutti i giorni, insomma, per i giovani canicattinesi in generale.